Guido Dussin, sindaco di San Vendemiano. Signor sindaco, buongiorno. Buongiorno, ciao. E grazie per avermi permesso di farle questa intervista. Era un po' che la volevo sentire, perché io ammiro quello che lei ha fatto per il comune di San Vendemiano in tutti questi anni di amministrazione. Lei ha amministrato 10 anni, dal 95 al 2004 come sindaco di San Vendemiano. Adesso sta facendo altri 2 mandati da sindaco dopo un passaggio importante in Parlamento. Abbiamo passato dei periodi abbastanza duri negli ultimi 2 anni, 3 anni. La pandemia ci ha messi in ginocchio tutti e volevo sentire appunto da lei che dopo il momento di pandemia questa ripresa, se dà speranze, visto anche la crisi economica che ha creato. Sì, diciamo che la pandemia è successiva poi al patto di stabilità per noi comuni, quindi se guardiamo ai momenti difficili sono stati anche quelli. Comunque tutti artefatti sono stati costruiti, la pandemia è arrivata, ma lì poi si sono impegnati anche i legislatori a mettersi un po' in difficoltà e Bravo. In parte siamo stati aiutati, ma in parte anche no. Noi come enti siamo sempre presenti nel territorio, lo seguiamo e quindi siamo la sentinella più importante, a mio avviso, che può esistere sulle nostre realtà. E poi contribuiamo, perché di fatto le nostre realtà contribuiscono. Se fanno un'opera pubblica contribuiscono con l'IVA e con altro, l'IMU in parte viene versata per le zone produttive allo Stato, eccetera eccetera, e abbiamo di ritorno ben poco, ecco, quindi c'è poco aiuto. Sono realtà molto fertili le nostre, perché negli anni le abbiamo costruite e siamo arrivati a una dimensione produttiva, diciamo, di PIL interno comunale molto buono, e quindi la realtà si autoalimenta e si sostiene. Certo, questi scossoni, tipo adesso la guerra o le crisi economiche date da ad esempio le banche che sono andate in difficoltà nella nostra zona, hanno messo in crisi qualcuno e quindi bisogna intervenire sostenendo queste realtà. Signor sindaco, è un tema molto importante. Questo disastro, chiamiamolo economico, che cerchiamo di tamponare in qualche maniera, ha creato dei grossi problemi, specialmente ai giovani. Con l'aumento dei tassi si trovano dei mutui da pagare, delle rate di mutuo aumentate di parecchio. Lei ha in mente una politica per il suo comune per cercare di aiutare un po' i giovani, almeno, perché i giovani sono il futuro del mondo, e se non aiutiamo loro a superare questi momenti di crisi diventa più difficile per loro andare avanti. In questa fase qua le operazioni che possiamo fare, quelle sulle quali riusciamo a incidere fattivamente, è quello di mettere disponibilità di residenza per i stessi giovani, in modo tale che nell'arco di un periodo biennale, triennale, ci sia una mini e micro calmierazione. Adesso c'è stata la bolla del 110, quindi ha fatto esplodere i prezzi dell'edilizia, e l'edilizia, quella di nuova costruzione, si è bloccata. Quindi adesso speriamo che questa bolla un po' si sgonfi. Nel frattempo noi stiamo facendo una variante, immettendo alcune altre opportunità, e quindi riuscire a mettere nel mercato alcuni alloggi, perché la piazza di San Vendemiano è comunque appetibile, e vorremmo tenerla anche un po' appetibile proprio per riuscire a preservare quella qualità che negli anni ci siamo dati, con un insieme di servizi che abbiamo messo a fianco alla stessa residenza. Bene, difatti se noi andiamo a vedere lo sviluppo di San Vendemiano diciamo proprio dagli anni 90 è stato eccezionale. Lei ha fatto un ottimo lavoro per la città, è riuscito ad avere
anche dei finanziamenti per poter fare questi lavori, perché arrivando in Parlamento probabilmente è riuscito a conoscere dei meccanismi che l'hanno aiutata a costruire bene questa città. È invidiata da tutti questa città, complimenti. Grazie. Lei ha pensato agli spazi per lo sport, la musica, il teatro, la cultura, l'arte, che sono importanti per ricollocare sul mercato, diciamo, non l'ignoranza totale, ma il futuro nella cultura. Sì, puntiamo nei servizi, ecco, si chiamano genericamente servizi, che possono essere servizi, sottoservizi, fognature o d'altro, tutto il territorio è dotato, fibra ottica e poi i servizi che abbiamo appena citato, in primis sicuramente la scuola. Noi abbiamo quest'anno, probabilmente arriverà anche un'altra scuola indirizzo privato, abbiamo circa 700 alunni nel pubblico e 700 nel privato. Questo ci dà la possibilità di una diversificazione dell'offerta e anche di una copertura completa fino al livello delle secondarie, e poi abbiamo anche una buona offerta, e arriverà anche adesso una buona offerta per le scuole superiori. Comunque siamo collocati in aderenza a Conegliano e quindi tutti i servizi di Conegliano sono anche servizi che noi possiamo usufruire facilmente con una certa economia. Nei servizi il compito ormai delle amministrazioni è quello di dotarsi di servizi in modo tale a creare qualità della vita e quindi far arrivare qua le persone. Stesso commercio, direzionale, sono servizi a contermine del nostro comune, a confine nel nostro comune o nei comuni limitrofi ci sono quei servizi che creano la qualità di questo territorio, e quindi partendo da qua per poi andare su nelle colline, ecco che troviamo l'intero dei benefici. Adesso che arriverà anche la Piedemontana Veneta e le autostrade che abbiamo già, ecco che possiamo aprirci le strade per andare anche oltre. So che lei ha molte cose da fare, io avrei un'altra domanda, almeno un'altra domanda da fare, che penso sia importante anche per lei. Andremo a finire questo collegamento tra l'autostrada e la parte ovest di Conegliano, cioè Susegana, eccetera. Sì, nella variante urbanistica adesso apporterò anche un ulteriore intervento, perché il previsto, che sarebbe una strada di lottizzazione per noi, vedo che fa fatica a partire, quindi necessita di un provvedimento ulteriore. Non dipende da San Damiano e Conegliano ormai a questo punto. Questo impegno per questa tangenziale, che non è necessaria ma di più, è obbligatoria, deve essere un impegno sì nostro dei comuni per le conformità urbanistiche, anche magari per delle assunzioni di impegno di spesa, però deve essere una strada che va pensata anche a livello regionale, certo, se non a livello statale, perché di fatto è una variante della statale 13, ma anche della stessa provincia, perché va a alleggerire la provinciale 165 e quant'altro. Ecco. Certo. Io credo che andrà fatta un'azione particolare nei prossimi mesi, e io sono già indirizzato, perché ho stato dato l'incarico per questa modifica, e andremo verso questa strada. Non possiamo più fare affidamento sulle intere risorse dei comuni, perché anche nella lottizzazione, nel momento in cui si porta a termine un'opera di questo tipo, sono oneri primari dello stesso comune. Certo. E quindi o primari o secondari, dipende poi quanto ne investiamo, però sono sempre oneri degli stessi enti. E il traffico in uscita alle autostrade Piedemontana, A27, A28 non può essere intercettato da strade che fanno i comuni, devono farle anche gli enti superiori. Certo. Su questa, quindi è tassativa questa cosa qua. E se questo non avverrà, dovremo rappresentarlo ai cittadini
e farlo capire in modo tale che ci sia poi un'azione ben più importante per superare queste non viste. Certo, la burocrazia. L'ultima domanda, gliela assicuro, signor Sindaco. Le Olimpiadi di Cortina del 2026, la pista di ghiaccio, riusciamo a finirla per coinvolgerci come comune? Io spero, sono al momento con l'aiuto che mi ha già dato il Presidente della Federazione Gios, che ci ha assegnato i fondi del PNR, che sono 4 milioni. Noi ci stiamo impegnando sul resto con tante difficoltà, confido anche in un sostegno di altre realtà. Noi non siamo dentro nel meccanismo delle Olimpiadi, ma siamo un impianto di pianura che poi rimane permanente, quindi abbiamo una valenza ben più importante, andiamo oltre le Olimpiadi, nel senso che poi questo impianto rimane, quindi dovrebbe essere l'eredità delle Olimpiadi piuttosto che il momento di quelle giornate là. Ci saranno sicuramente altri impianti che possono ospitare quelle giornate e noi far da supporto per allenamenti o d'altro. In teoria dovremmo arrivare per gennaio, dobbiamo superare alcuni ostacoli non indifferenti, in primis anche ostacoli interni e poi anche proprio di copertura finanziaria. Mi sto adoperando ogni giorno per questo e spero e confido di trovare una soluzione a brevissimo. Il progetto comunque dello stadio è stato progettato e quasi validato del puro stadio. Dobbiamo completare le opere esterne che insistono anche su altre proprietà, ma abbiamo una nostra proprietà importante, quindi confido di riuscire a trovare la soluzione là. Sono sicuro che lei ci riuscirà e noi come Veneto Globe siamo al suo fianco. Grazie. Signor Sindaco, grazie per l'intervista e arrivederci a presto.